Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di Noi Sicilia. In apertura non ce l'ha fatta dopo 10 giorni di agonia Sandro Di Piedi. Il 45enne è rimasto gravemente ferito in un incidente autonomo con lo scooter a Palermo. Il centauro si era schiantato contro un muretto vicino a un distributore. Trasportato in condizioni critiche al Trauma Center di Villa Sofia, i medici hanno tentato invano di salvarlo. Si è conclusa con 5 indagati, di cui 3 arrestati, una maxi operazione della Procura di Catania contro la detenzione di materiale pedopornografico, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali trovati in possesso di studenti, pensionati, professionisti e padri di famiglia tra i 30 e i 70 anni residenti in varie province siciliane e a Reggio Calabria. Tragedia sfiorata a Caltanissetta, dove una 19enne si è lanciata dall'auto in corsa al culmine di una violenta lite col fidanzato. Operata per una grave emorragia cerebrale, si trova adesso in gravi condizioni. Ennesima violenza in corsia, questa volta a Vittoria. Un infermiere del pronto soccorso è stato aggredito e ha riportato la frattura di un arto. Feriti anche un medico e una guardia giurata intervenuti in sua difesa. L'UGL Salute ha definito il fatto gravissimo e inaccettabile, sollecitando misure urgenti di sicurezza. E in chiusura, in un momento segnato da gravi tensioni internazionali, l'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna ha lanciato un forte appello alla città, una mobilitazione generale nella preghiera per invocare il dono della pace. L'iniziativa nasce accogliendo l'invito di Papa Leone XIV. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!